e Apache numero 13 per noi è no betting, visto il ritiro di Gatto Marrone. Operazione di partenza un po' laboriose, finalmente ha preso posto Forti e Straight, c'è un altro che è ancora fuori, si tratta proprio al largo di tutti di Apache. Dobbiamo esserci dunque al Gulfstream Park, partiti. Parte molto bene all'esterno, l'estremo outside Ringle Bell, il numero 11, che dall'esterno sfonda nei confronti di Cardiac Kid, il numero 2, che di fatto è diventato il co-favorito. Alle dosso Officer Country con la giubba rossa, al largo invece rimane un po' più scoperto Oxburger, all'interno ovviamente un po' più scoperto Oxburger, quello al largo è Apache con la giubba beige che tira un po' in questa fase di corsa. Nelle prime posizioni si mantiene anche l'Amtini in giubba bianca, poi ancora Waterwall per le corsie larghe. Conduce comunque a Ringle Bell, fino adesso sta facendo i suoi comodi nei confronti di Officer Country in seconda posizione, all'interno Cardiac Kid in terza, al quarto di fuori viaggia invece Apache che precede a sua volta nel cuore del gruppo anche Rags for Breeches. Al largo invece cominciano a muovere prima Waterwall, poi Plenum, poi anche Lamtini, quest'ultimo con la giubba bianca, anche Budget Buster avanza al largo con la giubba scura. Lamtini, il numero 5 in terza corsia, insiste e costringe a muovere Officer Country, i due sopravanzano Ringle Bell, da dietro prova ad aggiungersi a questa lotta anche Rags for Breeches per le corsie esterne, Budget Buster e poi ancora Cardiac Kid. Siamo ormai sulla piegata finale con Lantini Officer Country in piena lotta davanti a Waterwall, Lantini di fuori, Officer Country all'interno, di dentro si butta Rags for Breeches, il numero 8, al largo Cardiac King che scatta insieme a Budget Buster. Cardiac King e Budget Buster, con Cardiac King che nell'ultimo tratto sta ingranando un'altra marcia, Cardiac King che viene a concludere nettamente su Budget Buster. Per il terzo ritorna Le Coste spuntando da chissà dove. Hanno un po' sbagliato le frazioni quelli davanti, infatti sono tutti crollati in maniera terrificante in retta. Cardiac King tira fuori una frazione violentissima per andare a travolgere letteralmente tutto il gruppo. Victor Lebron in sella per Kenneth McPeak al training, ha costruito sul secondo posto recente. Guardate qui che scatta, proprio in questo momento ingrana letteralmente un'altra marcia per battere Budget Buster il numero 10 e poi al terzo filtra da chissà dove Le Coste giusto per strappare il terzo. Questo è tutto per la prima da Gulfstream Park, linea che torna alla nostra regia.